Riparte finalmente ad Agrigento l'università, con il polo territoriale universitario agrigentino, costola dell'Università di Palermo. Stamani conferenza pubblica per la presentazione dell'offerta formativa 2019-2020. Per l'occasione presente il rettore dell'Università di Palermo Fabrizio Micari, Pietro Busetta, presidente di Empedocle Consorzio Universitario, Giuseppe Termine, commissario ad acta della Camera di Commercio, che è anche socio, e il sindaco della città Firetto. 4 i neocorsi che gli alunni potranno frequentare, quello di architettura e ambiente costruito, economia e amministrazione aziendale, scienze dell'educazione e servizio sociale, un'offerta che nel tempo aumenterà anche grazie alle sinergie che si stanno creando intorno alla nuova struttura. Io sono molto soddisfatto di aver contribuito a riportare la formazione ad Agrigento. Quando siamo arrivati il 1° di gennaio del 2017, del 2018, praticamente il consorzio universitario e l'Università di Palermo stavano abbandonando questa area. Si è fatto un grosso lavoro, è stato un lavoro in salita, ma finalmente oggi coroniamo il successo di un consorzio che ha un'offerta formativa importante, perché l'Università di Palermo arriva in forze, ma c'è anche la LUMSA, c'è anche il corso di mediazione culturale, c'è un corso per i farmacisti, ci sono una serie di cose importanti per cui la formazione in provincia di Agrigento diventa importante. Io credo che un ringraziamento vada a tutto il Consiglio di amministrazione del Consorzio, un ringraziamento vada anche al Sindaco Firetto, che ci ha creduto fino in fondo e oggi raccoglie i risultati. Noi siamo qui proprio per dare il via sostanzialmente a questi nuovi corsi di laurea, a questa nuova offerta formativa. Più volte avevo avuto occasione di dire, veramente in tante occasioni, che noi come Università di Palermo tenevamo naturalmente alla realtà agrigentina, volevamo contribuire alla crescita del territorio attraverso la crescita dei ragazzi di questa provincia, e quindi tenevamo a ripartire con un'offerta formativa seria. Si sono create le condizioni perché questo avvenga, perché quello che io chiedevo sempre era stabilità, sicurezza da un punto di vista dei finanziamenti, stabilità, presenza nella governance. Queste condizioni si sono realizzate e quindi gli impegni che avevo assunto li stiamo mantenendo. Portiamo 3 corsi di laurea nuovi, che sono 3 corsi di laurea molto appetibili, molto interessanti per il territorio, molto richiesti dagli studenti. Economia in particolare è la classe di laurea più richiesta dagli studenti siciliani. Portiamo poi architettura, che qui è molto sentita, portiamo scienze dell'educazione, si aggiunge al corso di servizio sociale che appunto rimane. Insomma, io credo che ci sia un'offerta formativa che diventa interessante, spero numerosa, stabile, e quindi credo che si inizi un percorso molto bello. Io ricordo dell'aprile-maggio del 2015, quando si celebrò il funerale e qui si diede vita a quella drammatica riunione con gli studenti. Poi di tempo mi pare e di acqua ne sia passata sotto i ponti, tante attività di posizionamento che sono state fatte con intelligenza, devo dire, salvando anche quella situazione di distruzione che era oramai nelle cose. L'uscita della Camera di Commercio, ce lo ricordiamo, le prese di posizione della provincia, un governo regionale che non assecondava. Ecco, oggi è un giorno importante. Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento non è il punto di arrivo, non è una storia come dicevamo a lieto fine, ma è un punto di inizio. Riparte seriamente l'Università ad Agrigento ed è una prospettiva che a questo punto si muove su basi più solide. Mentre nel tempo che fu avevamo un'università sostanzialmente finanziata dalla provincia, dagli enti locali, era il tempo delle vacche grasse ed era facile. Oggi invece ci si muove sull'autosostentamento e quindi nel male trovi il bene, nel senso che l'università deve muoversi lungo quelle che sono le specificità territoriali, per cui non sempre le crisi vengono per nuocere, le crisi a volte servono a migliorare e a rendere più forti i corpi che ne vengono aggrediti. Abbiamo deciso di continuare questa avventura perché diciamo che l'università è trainante
per l'immagine di tutta la provincia di Agrigento e per costruire il futuro. Infatti il nome Empedocle si è voluto dare questo nome come auspicio per una ripartenza, speriamo questa volta positiva, e per fare in modo che i nostri giovani, i nostri figli abbiano un futuro migliore.